c'è un telespettatore che le chiede: ritiene che a breve si romperà, lo chiede Stefano Zanetti proprio da Portogruaro, che è la sua città, si romperà l'alleanza tra PDL e Lega, oppure il partito di Berlusconi, seguendo le indicazioni di Bossi, staccherà la spina al governo Monti, rinsaldando l'alleanza fra i due partiti? Ma io vedo che mentre tutti gli italiani, tutti i partiti continuano a porsi problemi che riguardano l'economia, che riguardano il lavoro, che riguardano l'occupazione, c'è un partito che è la Lega, che continua a fare politica nella vecchia maniera, attaccando il governo, chiedendo dimissioni, dicendo ci dimettiamo di qua, ci facciamo cadere questa giunta, quell'altra. Mi pare che l'alleanza tra la Lega e il PDL mi perdono, in questo caso sarebbe anche coerente la Lega che dice: noi siamo contro il governo e invita Berlusconi ad essere contro, perché se tu rimani con il governo non siamo più alleati, diventiamo avversari e quindi non possiamo rimanere insieme nemmeno nelle elezioni locali. Semmai da parte della Lega in questo è coerenza. Ma guardi, la Lega è stata per tutti questi anni al governo fino a qualche mese fa, adesso fa l'opposizione e in questo non è molto coerente con le scelte che ha fatto. Se non le piace Monti, scusi. Ma la Lega non può dimenticarsi che ha governato questo paese, ha prodotto un fallimento di questo paese e deve prendersi qualche responsabilità, e comunque gli italiani si sono resi conto che la Lega ha delle grosse responsabilità. Ora cerca di ricostruirsi una verginità, per farlo vuole far cadere il governo Monti, rompere con Berlusconi, far cadere le varie giunte. Mi pare che sia una guerra all'interno della Lega. Lei crede che arriveranno alle elezioni in Lombardia se Monti non No, non ci credo. Non vorrei neanche entrare in questo ennesimo teatrino, per usare una parola di Berlusconi, a cui la Lega ci vuole condurre. È una sceneggiata al loro interno per la leadership della Lega. Vorrei mettere in evidenza, a proposito della Lega, una cosa che prima volevo dire e poi è arrivata la telefonata. Non so se ha notato che da quando la Lega non è più al governo, da quando Zaia non è più ministro, non è più ministro che Presidente della Regione. Presidente della Regione, ma quando era ministro faceva parte di un governo che per esempio aveva detto che si doveva fare il ponte sullo Stretto di Messina. È successo invece che l'altro giorno il governo ha stanziato 500 milioni di euro per il Veneto, interventi infrastrutturali, e ha deciso di non fare il ponte sullo Stretto di Messina, ritenendolo non prioritario rispetto ad altre opere che si devono essere fatte. È un bel risultato del fatto che la Lega sia all'opposizione. Secondo lei, nella Lega, non dico chi è il presente, ma chi è il futuro? A me non convince l'idea che la Lega possa avere un grande futuro nella vicenda politica di questo Paese, perché la Lega ha fallito la prova del governo e adesso fallisce anche nel rapporto con il proprio elettorato, perché una Lega che vota per non arrestare Cosentino, una Lega che vota per i finanziamenti a Roma, a Palermo, a Catania, non è la Lega che gli elettori leghisti credo vorrebbero. Sicuramente Maroni mi sembra più in palla per il futuro, è molto dura la lotta al loro interno. In questo momento mi pare perda la Lega, perda Bossi, perda anche Maroni, e non so se riusciranno a recuperare una strategia per il futuro.